l'invito, ma anche per aver organizzato questo momento che io ritengo molto utile di confronto e di discussione, tra l'altro con dei relatori così autorevoli come quelli che abbiamo ascoltato. Io penso che il mio contributo, e poi arrivo anche in temi che mi ha imposto, sia quello di portare un particolare punto di vista, la chiave di lettura su questa materia di un'organizzazione come la mia che, come è noto, fin dall'inizio ha tenuto una posizione e espresso un giudizio fortemente critico rispetto a tutta questa operazione qui. E questo giudizio non è tanto dovuto ad una sorta di pregiudizio ideologico rispetto a un'idea di riforma anche dello Stato nel senso di un maggiore decentramento, ma è legato esattamente poi a tutti gli aspetti che sono stati così efficacemente elencati prima dalla professoressa e dal professore. E devo dire che il giudizio appunto non va dato in astratto, ma va dato nel concreto delle proposte regionali che sono tutt'oggi in campo. Questo è un primo elemento politico che io vorrei sottolineare. Per fortuna è cambiato il quadro politico, mettiamola così, e questo è un aspetto positivo sotto diversi punti di vista e anche su questa materia. Però ricordiamoci che la partita dell'autonomia differenziata è ancora all'ordine del giorno, è uno dei 29 punti del programma di governo e ad oggi la materia del contendere sono le proposte avanzate dalle regioni che sono state descritte prima, quindi non è che è uscita da un radar o ha azzerato tutto e così via. E quindi questo è un primo elemento. È chiaro che di fronte ad un approccio come quello, cito due ministri, Boccia e Provenzano ancora di più, che non sono certo Stefani e altri della precedente stagione di un mese fa, l'auspicio chiaramente è che vengano trattate e affrontate in maniera radicalmente diversa rispetto a quello che è stato fatto. Io parlo della proposta del Veneto, non solo perché siamo qui, perché rappresento la CGIL del Veneto, ma perché in qualche modo il Veneto è stato un po' l'epicentro di tutta questa operazione. E al di là poi di come si è articolata nelle varie diverse richieste, a cominciare dall'Emilia Romagna, io penso che questo epicentro abbia in qualche modo deciso il campo di gioco e lo abbia anche, per così dire, caratterizzato. La questione di metodo è stata detta, quindi non aggiungo altro. È allucinante che una questione che riguarda l'assetto istituzionale della Repubblica sia stata trattata nella maniera in cui è stata trattata da 3 anni a questa parte: segretezza, autoreferenzialità, chiusura totale a qualsiasi anche dibattito pubblico. Almeno questo in questi mesi c'è stato un avanzamento, perché questa materia ha iniziato ad essere oggetto di dibattito nel Paese, e questo non era fino a, penso, all'inizio dell'anno, diciamo così, più o meno, e questo è un punto sicuramente. Dico che a mio giudizio questo rifletteva anche proprio una logica precisa, che è una logica privatistica, che era un po' quella che caratterizzava il contratto di governo del precedente assetto, e direi che l'approccio privatistico non va bene quando si parla di programmi di governo, va ancora peggio quando si parla addirittura dell'architettura costituzionale dello Stato, che è una materia delicatissima e che quindi va maneggiata con estrema cura, perché quando si sfilaccia o addirittura si laccia la tela unitaria che ci tiene assieme, tornare indietro non è più possibile. Quindi questo è un punto assolutamente importante. E penso appunto che il primo compito, la prima esigenza che il nuovo governo deve in qualche modo interpretare è proprio quello di far uscire questa discussione dalle segrete stanze in cui è stata sequestrata per tanto troppo tempo e riportarla nelle sedi democraticamente deputate, che sono appunto il dibattito pubblico in tutte le sue dimensioni e poi ovviamente il Parlamento nel pieno delle sue funzioni e prerogative. Il secondo punto, anche questo ne ha fatto accenno il professore prima, è l'approccio e l'impostazione culturale che stanno alla base dell'iniziativa e della richiesta di autonomia differenziata proveniente dal Veneto, ma ripeto, che caratterizza poi anche le altre. E mi riferisco da questo punto di vista proprio alla genesi del referendum, ha fatto benissimo a ricordarlo, perché quella frase di Zaia che disse lanciando la campagna elettorale il 22 di ottobre del 2017, era ancora l'estate, sarà la risposta corale dei Veneti al plebiscito del 1866, 151 anni prima, la data non fu presa a caso,
quel plebiscito dell'866 avvenne proprio il 22 di ottobre. Guardate, questa è l'interpretazione più autentica, per così dire, dell'origine, del segno e degli obiettivi del processo di autonomia differenziata, quantomeno alla Veneta. Io penso che questo sia una matrice culturale e politica che sta alla base di tutta l'operazione e che al di là poi dei dettagli la segna, a mio giudizio, irrimediabilmente sul piano politico. Questa è la cruda e nuda realtà. E in politica sappiamo che la simbologia ha una sua importanza, ma poi abbiamo sentito, entrando nei contenuti, emerge tutto quanto questo impianto e questo approccio, a partire dal tema centrale delle risorse, che poi è il cuore della questione. Su questo è già stato detto tutto, io la riassumerei così, diciamo così, il messaggio politico e culturale è esattamente questo: riprendiamoci i nostri soldi e facciamo da soli. Questo è il tema, se mi permettete la brutalità, una concezione dell'autonomia che definirei antistatale e neoliberista. Come leggere diversamente le rivendicazioni sia sul piano delle risorse, inizialmente erano i 9 decimi, sia e poi comunque con quell'impianto lì si vuole arrivare di fatto, e se è vero che il tema del residuo fiscale, così bene demistificato oggi, non è più esplicitamente rivendicato, e ci mancherebbe altro, mi viene da dire, è altrettanto vero che tutto quel meccanismo che dai costi storici, dai fabbisogni standard, passando magari anche per quella clausola dei costi medi pro capite della spesa statale, che sono tutti incentrati esattamente a accaparrarsi, per così dire, maggiori risorse, evidentemente a danno del resto del paese, che non è interessato da questi processi di autonomia. Ulteriore punto politico, ha fatto benissimo la professoressa a ricordarlo. Guardate che nella famosa preintesa del febbraio del 2018, la preintesa press, firmata con il governo Gentiloni, quindi non con la Lega, eccetera, 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 c'era questo patto qui. Sottovaluta drammaticamente chi la rappresenta come un'intesa tutto sommato equilibrata, poche materie, 4 più una cosa fatta bene e così via. C'era esattamente il tema di fondare i fabbisogni standard sulla capacità fiscale del territorio, quindi sul PIL, quindi sul reddito prodotto, con quell'affermazione di principio paradossale per cui più sei ricco e maggiori sono i tuoi fabbisogni, più sei povero e minore sono gli stessi. E questo io penso che rappresenti un principio aberrante, ma anche un rovesciamento totale di veri e propri capisaldi costituzionali. Progressività, capacità contributiva, eccetera, 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 in questo senso sono completamente, diciamo così, rovesciati, e quindi vai sostanzialmente al cuore di quella che è la funzione redistributiva dello Stato. Lo dico perché, oltre agli aspetti che sono stati sottolineati qui, a me preme evidenziare un altro. Guardate che si parte dai territori e si finisce alle classi sociali. Questo è il punto di fondo, questo principio qui è quello del terreno. Il residuo fiscale alla fine non è la questione dei territori, è il residuo fiscale in negativo del più ricco, veneto, campano, pugliese che sia, che è necessario per garantire l'attuazione dell'articolo 3 nel suo comma secondo della Costituzione. È quello residuo fiscale che si vuole in qualche modo mantenere e alterare. Non è soltanto e solo una questione geografica, è innanzitutto una questione, io penso, sociale, quindi mi viene da dire che lungo questa china il rischio che corriamo è doppio: non solo incrinare l'unità territoriale del paese, ma anche la sua coesione sociale, proprio per i motivi che dicevo prima. Un altro aspetto, e vado alle questioni che ci riguardano anche un po' più direttamente, è quello delle materie rivendicate dalla Regione del Veneto in particolare. Tra l'altro si rivendica una competenza legislativa esclusiva, perché quella concorrente già c'è tutta in queste materie qui, e queste materie, come è evidente, attengono a esigenze, a settori e interessi che hanno una valenza nazionale strategica e in quanto tali non suscettibili di frazionamento e frammentazione territoriale, a partire ovviamente dalla scuola. E a proposito della
scuola io penso che vale la pena affrontare fin da subito uno degli aspetti più preoccupanti della proposta veneta, che continua il Veneto ad avanzare. La scuola pubblica è un pilastro irrinunciabile della coesione e dell'unità del Paese, e regionalizzarla vorrebbe dire infliggere un colpo pesantissimo, guardate, non solo all'idea di un Paese unitario, ma anche alla stessa identità nazionale, come dimostra appunto la Catalogna, che opportunamente la professoressa ha evocato prima. Con il secessionismo è stato teorizzato e praticato proprio a partire dal controllo delle istituzioni scolastiche e dalla scelta dei cittadini, perché prima si regionalizza la scuola, dopo si regionalizza la storia di un paese, la cultura di un paese. Questo è un punto, mi verrebbe da dire, è forse il lato più pericoloso delle tante questioni che la richiesta veneta. E qui stiamo parlando di una vera regionalizzazione della scuola, perché quando chiedete la regionalizzazione delle istituzioni del reclutamento, dei concorsi e dei ruoli, della contrattazione collettiva e del rapporto di lavoro, dai dirigenti scolastici fino al personale ATA, tutto ciò non è né più e né meno che la regionalizzazione tout court dell'istruzione. E penso che questo sia un problema pesantissimo sul piano della tenuta unitaria, ma penso anche che questo sia un problema altrettanto forte sul piano della qualità stessa, diciamo così, dell'istruzione, da garantire anche agli studenti veneti, perché anche questo non è un piccolo particolare. Nel 2019 noi abbiamo bisogno di una grande, moderna scuola pubblica nazionale, aperta e proiettata verso l'Europa e verso il mondo, e non certo, diciamo così, di una scuola piccola, localistica e inclusa dentro i nostri confini regionali. Poi le incursioni già le stanno facendo e quindi già sappiamo dove andremo a finire. Le bandiere di San Marco, con tutto il rispetto ovviamente per San Marco e per Venezia, ma ci siamo capiti cosa intendo, e magari un bel revisionismo storico come quello che anche la nostra assessore Donazzana, in questo regime tuttora per fortuna nazionale, continua ogni tanto a cercare di inserire anche nel mondo della scuola del Veneto. Quindi questo è un punto. L'altro punto fondamentale, vado velocissimo tagliando con l'accetta, è che gli altri settori strategici, pensate alla tutela della sicurezza del lavoro, l'ambiente, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto e navigazione, infrastrutture e investimenti pubblici, produzione e distribuzioni nazionali dell'energia e molto altro, questi si chiede di regionalizzare. Insomma, la frammentazione regionale di queste materie vorrebbe anche dire rinunciare a un governo nazionale unitario delle politiche economiche, industriali e di sviluppo del Paese. C'è anche questo aspetto, oltre al tema dirimente dell'uguaglianza e dell'universalità dei diritti e delle condizioni dei cittadini su tutto il territorio nazionale. Permettetemi una breve parentesi, ma non riesco a trattenerla. Allora, questa non è certo la sede per una retrospettiva storica sul dibattito sul federalismo degli ultimi decenni nel nostro Paese, ma lasciatemi dire che se siamo arrivati a questo punto, un ruolo, io penso, non secondario è anche attribuibile ad una certa subalternità politico-culturale che si è via via allargata nel Paese, anche a sinistra, nei confronti della Lega su questo terreno politico. A partire proprio dall'approvazione del titolo quinto, della riforma del titolo quinto, che non scongiurò la vittoria di Bossi e Berlusconi nelle successive elezioni del 2001, per arrivare ai giorni nostri al referendum del Veneto, che ricordo non ha superato di molto il quorum. Qua si parla di plebiscito, 55%, non l'ha superato. Zani all'inizio diceva o si va oltre il 60, se no io ho detto le carte dentro il cassetto, poi è planato a 2000 consigli, ma quel quorum venne superato anche grazie al voto favorevole praticamente dell'intera opposizione politica in regione, voto che anche qui non ha scongiurato la debacle pesantissima del centro-sinistra il successivo 4 di marzo, particolarmente proprio nella mia regione rispetto anche al resto del paese. Il federalismo è una cosa seria, il federalismo è uno strumento per unire un paese,
per migliorare l'organizzazione, per avvicinare il potere a livello dei cittadini. E anche storicamente il federalismo è sempre stato un percorso unificante intrapreso tra stati e ordinamenti separati nella direzione di costruire e consolidare un'unica entità statuale. Mettere in moto un processo diametralmente opposto e inverso, come è nel nostro caso, magari è sì possibile e per certi aspetti anche auspicabile, ma con la prudenza e l'intelligenza di un disegno unitario complessivo che eviti quelle derive separatiste che una volta innescate, guardate, è molto molto difficile, per così dire, portarle indietro. Mi scuso per la voce, ma la stagione è questa. Allora, altra questione. Pensate ad una deriva di questo tipo che caratterizza un territorio come il Lombardo-Veneto, che giustamente si è ricordato prima rappresenta il 40% del PIL nazionale, e capite bene come con queste improvvisazioni si possono davvero creare dei danni seri e gravi. E purtroppo di apprendisti stregoni, questa vicenda lo ha dimostrato, ce ne sono tantissimi, a partire, portate pazienza, anche da come dire, un ideologo come, con tutto il rispetto e con tutta la stima, il caro professor Bertolissi, la facoltà di giurisprudenza di Padova, che ha dato materia teorica per orientare in particolar modo anche il nostro. E quindi mi fa molto piacere essere qui questa sera con degli esponenti del mondo accademico che rappresentano in maniera molto oggettiva, molto onesta intellettualmente, molto chiara, un punto di vista che è esattamente opposto, perché ogni tanto ci sembra di stare tra i marziani qui in Veneto. Anch'io quando parlo con Bertolissi mi sembra davvero una ragazza. Diventa difficile discutere perché se i postulati sono quelli dimostrati e indimostrabili e si fa così perché è così, e vabbè, grazie, tanti auguri e buonanotte suonatori. La richiesta di Zaia, lasciatemelo dire, 23 materie e tutto, non è solo estremistica, io penso che sia anche tecnicamente eversiva. Lo dico sapendo di dire una cosa un po' pesante, però facciamoci una domanda molto semplice. Se tutte le regioni d'Italia chiedessero le stesse cose, cosa rimarrebbe della Repubblica Italiana? Nulla, niente. Questo è un punto, ragazzi, perché astrattamente, se si prende quella strada, è la strada per tutti e i liberi tutti davvero. E quindi, insomma, c'è un altro aspetto. La pretesa di tutte queste materie è oggettivamente insostenibile anche dal punto di vista della regione stessa. Guardate, si tratterebbe di un trasloco istituzionale di dimensioni imponenti che richiederebbe anni se non decenni, ma che soprattutto sarebbe assolutamente ingestibile. La Regione Veneto non è in grado minimamente di realizzarlo, al di là di tutti gli aspetti e le valutazioni politico-costituzionali che facevamo prima. Questo lo dico per evidenziare un dato di realtà concreta, ma anche per evidenziare che c'è un altro obacolo in questa impostazione, e lo cito solo perché è stato anche questo ripreso prima, una presunzione assoluta di maggior qualità, efficacia, efficienza della dimensione regionale rispetto a quella statale. Anche questo per un postulato del tutto ideologico, tutto da dimostrare, e che peraltro è anche clamorosamente smentito dai fatti della storia più recente, e non serve qui che ricordi a voi la sfilza di capolavori dell'autonomia veneta che già c'è e che è stata esercitata, e qui veramente evito, per carità di patria veneta, di fare la lista della spesa che conosciamo benissimo tutti. Altro aspetto, è vero, l'impostazione di Zaia è segnata anche da questo: oppone a un presunto centralismo statale un neocentralismo regionale. Perché se di maggiore autonomia e decentramento si vuole parlare, io penso che si debba parlare, allora si dovrebbe partire non dalla regione, ma dalla dimensione delle autonomie locali, pesantemente colpita da molto tempo in questa parte dai tagli, l'austerità scaricata ampiamente anche a quel livello lì, e anche da riforme assolutamente discutibili. Pensiamo soltanto alla fallimentare riforma delle province.
Questo io penso che invece sia il livello di prossimità che andrebbe ricostruito, rafforzato e rilanciato, proprio a cominciare dagli enti di area vasta come le province e le città metropolitane. E invece, al contrario, io penso che proprio sul regionalismo italiano bisognerebbe iniziare una bella riflessione critica, tirando una riga dopo 40 anni dalla loro istituzione, perché forse è proprio questo un livello che ha dimostrato particolari problematicità. Per tutte queste ragioni qui, e per quanto sottolineato prima, io penso che sia non solo necessario ma urgente restituire organicità e coerenza all'intero percorso. Guardate, la nostra posizione fin dall'inizio è esattamente quella che è stata presentata, non lo dico per, voglio dire, parole di circostanza dai professori prima. Una legislazione quadro di principio che restituisca una cornice di criteri, di principi e anche di confini a questa materia, a questa procedura dell'autonomia, una preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte le materie oggetto di, tra virgolette, devoluzione. Questo è un presupposto indispensabile anche per calcolare i fabbisogni standard, che se no non ho capito sulla base di cosa vengono fatte. Ebbene possa che lo stia dicendo questa cosa qua, rovesciando l'impostazione che c'era prima i LEP e poi i fabbisogni standard. Un fondo perequativo che ne garantisca poi un concreto l'esigibilità di questi livelli essenziali delle prestazioni in maniera universale in tutto il paese, perché non è che basta, come ha fatto Zaia, ho risolto il problema, cara Boccia, ti ho messo un articolo 1 in cui faccio salvo e riconosco l'uguaglianza, l'universalità, l'omogeneità a tutto il territorio. Palle, chiacchiere, voglio dire parole, il problema è proprio garantirli effettivamente sul piano delle risorse. E poi io penso una regia istituzionale complessiva che coinvolga tutte le regioni. In pratica sostanzialmente è esattamente il contrario di quello che si è fatto sino ad oggi. Infine, un'ultima riflessione con un'altra chiave di lettura che vi propongo. Se prendiamo la questione da un altro lato, cioè dal lato della nostra situazione produttiva e anche delle dinamiche, permettetemi, geopolitiche, guardate, secondo me il risultato non cambia. Allora, gli ultimi dati economici del Veneto non sono affatto confortanti. Noi nei primi mesi del 2009 abbiamo avuto anche noi, come tutto il paese, ma questa è una delle regioni dinamiche, una flessione del PIL, una caduta degli investimenti fissi lordi del settore privato, un rallentamento pesante della, diciamo così, tendenza dell'export, che è stato in tutti questi anni, soprattutto della crisi, la nostra, tra virgolette, ancora di salvezza. Ecco, se il Veneto pensa di uscire da questa situazione di stagnazione economica, continuando a puntare tutto e solo sull'export, beh, io penso che si sbagli davvero di grosso. Perché noi siamo di fronte non semplicemente ad un ciclo economico congiunturale negativo che interessa l'Italia e sta interessando tutta l'Europa. Noi siamo di fronte ad un dato strutturale. Prendete la Germania in questi mesi qui, crollo della produzione industriale, conseguente flessione del PIL della Germania. Cosa ci dice questa cosa? Beh, io penso che metta a nudo le grandi contraddizioni strutturali del modello mercantilista tedesco ed europeo, tutto schiacciato sull'export, e che tra svalutazione competitiva del lavoro e austerità alla fine ha prodotto un'autocompressione della domanda interna sia del lato dei consumi che degli investimenti, che poi ci consegna esattamente questi risultati e i problemi che abbiamo di fronte. Questo è un dato di evidenza, a mio giudizio, solare. Vale per la Germania, vale per l'Europa, ma vale soprattutto per il nostro paese. La Germania non è soltanto il nostro principale partner commerciale, ma è diventato il dominus della produzione industriale europea, che ha via via integrato nelle proprie filiere produttive quelle aree, quei paesi che costituiscono, Lucio Caracciolo direbbe, la cosiddetta terra Europa, che va dal Benelux alla Danimarca, ai paesi dell'est, e scende giù fino ai Balcani, Croazia e così via. Ecco, il nord del nostro paese, e in particolare il sistema produttivo veneto, si sta candidando a giocare esattamente lo stesso ruolo di questi paesi.
Cos'altro è nella sostanza la partita dell'autonomia differenziata, al di là degli aspetti costituzionali, legislativi e amministrativi, se non l'espressione di questa strategia? Questo secondo me è davvero il punto centrale, con una parte rilevante della nostra classe dirigente regionale, politica ed economica, che accarezza l'illusione di risolvere i problemi del lungo declino produttivo italiano, della crisi post-2007, delle ricette sbagliate messe in campo dopo, semplicemente sganciandosi dal resto del paese per puntare ad essere il piccolo cantone, passatemi l'espressione, di una grande Svizzera tedesca. Liberiamoci della zavorra e andiamo a fare la provincia dell'impero. Questo è il titolo e a questo mirano più o meno consapevolmente i fautori dell'autonomia differenziata. E questa è una strategia, a nostro giudizio, sbagliata, velleitaria, che noi non possiamo in alcun modo condividere. Non è puntando su un ruolo esclusivamente gregario nelle filiere produttive altrui, come semplici subfornitori o contoterzisti, che si disegna una prospettiva di rilancio e di crescita solida del paese e della stessa economia settentrionale merita. Ciò che invece servirebbe è una politica economica che rilanci la domanda interna, questo è il punto fondamentale, proprio a partire dal sud, lo dico non in maniera provocatoria, ma in maniera proprio razionale, che metta al centro appunto investimenti pubblici e una nuova politica industriale di modernizzazione del paese. Noi non ci rassegniamo all'idea, alla teoria delle due Italie, cioè due Italie con bisogni, interessi e quindi ricette diametralmente opposte e inconciliabili, due Italie segnate dal confine nord-sud lungo, anche qui, quella fascia geopolitica che alcuni chiamano appunto limes germanico e che rappresenta un portato storico del nostro paese. Da Carlo Magno alla Repubblica di Salò mi sembra che ogni tanto si ritorni sempre lì. Per noi esiste un solo paese che necessita di una strategia di crescita unitaria e che dovrebbe fondarsi innanzitutto sulla valorizzazione delle straordinarie interdipendenze tra nord e sud dell'Italia. E il primo passo sarebbe proprio quello di cambiare rotta rispetto alle politiche di rilancio e di investimento nel sud del paese. Guardate, lo dico non solo nell'interesse del meridione, che vive una situazione drammatica di deindustrializzazione e di spopolamento ed emigrazione paragonabile soltanto a decenni fa. Lo dico perché anche se il sistema produttivo settentrionale, quello veneto, per primo direttamente beneficerebbe di questa politica di rilancio della domanda interna, che andrebbe in beneficio soprattutto in primis ovviamente al sistema produttivo settentrionale, che è indubbiamente più pronto a recepire lo stimolo di domanda che ne deriverebbe. Io penso che di questo dovremmo parlare, altro che di articolo 116, e ripeto, non perché non voglia affrontare il tema della necessaria riforma dello Stato, ma perché quello di cui stiamo parlando oggi non ha nulla a che vedere con una riforma di decentramento, di, diciamo così, valorizzazione delle autonomie e dei territori, che pure servirebbe. L'ho fatta troppo lungo e chiudo davvero ribadendo un concetto a cui tengo molto, che ho cercato, diciamo così, nonostante la voce, di argomentare in questo mio ragionamento. Uno, noi non siamo contrari a questa autonomia differenziata solo per ragioni valoriali, che per noi sono comunque decisive, mettiamola così. L'unità, la coesione, la solidarietà nazionale, che noi non potremmo mai considerare, non potremmo mai smettere di considerare il presunto diritto dei ricchi di separare il proprio destino dai più poveri un'aberrazione politica, sociale e persino culturale. Siamo contrari anche, e direi soprattutto, perché non conviene al Paese, non conviene al Nord e non conviene tanto meno ai lavoratori, che già oggi devono affrontare una competizione sfrenata tra le persone di cui è intriso il nostro modello di sviluppo neoliberista, e ci manca solo di affiancare la competizione sociale, anche quella territoriale, per perfezionare definitivamente un sistema che continuerebbe ancora più di oggi a concentrare la ricchezza nelle mani dei soliti pochi e noti. Grazie.